Oggi 4 novembre le forze armate ricordano i propri cari, quelli che si sono sacrificati per la patria e per le persone, per i cittadini tutti, con questa manifestazione qui a Villa Bonfiglio. Sì, oggi 4 novembre Agrigento ricorda tutte le forze armate impegnate quotidianamente nelle attività di difesa del territorio italiano. Sono dei giorni in cui dobbiamo noi tributare veramente tanta riconoscenza ai nostri militari. Come ho detto io poc'anzi, si impegnano non solo per il benessere della comunità, ma sono impegnati in attività di protezione civile, in attività a salvaguardia delle vite umane. Quindi questo è il tributo principale che noi dobbiamo riconoscere. E oggi Agrigento si riunisce in comunità. Questa è una giornata che celebra non solo i militari, tutti i militari che, come ho detto, sono impegnati diuturnamente, ma soprattutto è un momento per cui la comunità agrigentina celebra i principi fondanti della nostra Costituzione, cioè la democrazia, la libertà e la solidarietà. Questo è il motivo di questa data, che viene celebrata in tutta Italia, ma nel nostro territorio la sentiamo ancora più profondamente. Ho fatto riferimento anche nelle mie parole al fenomeno migratorio, ma proprio perché la provincia di Agrigento ha dato e continua a dare un esempio formidabile di solidarietà. E questo non solo grazie a tutti coloro che sono impegnati su questo fronte, quindi le forze armate, ma anche la comunità, che è in grado di dare un segnale concreto, tangibile e veramente di solidarietà umana. Ricordiamo l'impegno che abbiamo visto soprattutto recentemente per le ricerche di Marianna Bello. Ecco, proprio quelle le mie parole erano riferite al senso di comunità, la protezione civile che in quel caso è entrata in campo con tutte le sue componenti, ha dato un formidabile esempio di comunità, di solidarietà, si è andati incontro a chi era in difficoltà, ma soprattutto si è fatto sistema. Tutte le forze statuali, locali, le associazioni di volontariato hanno dato veramente un senso tangibile di come questa provincia riesce a fare solidarietà umana. Più tardi le consegne le benedizioni Cavalieri del Lavoro? Più tardi consegneremo le onorificenze, che anche questo sono un tributo che il Presidente della Repubblica riconosce a quei concittadini che nei loro ambiti di rispettiva competenza, dove hanno svolto le proprie attività lavorative, sociali e umanitarie, si sono contraddistinti. Anche questo è un momento importantissimo ed è per questo che ho fatto coincidere la consegna delle onorificenze nella giornata dell'unità nazionale. Sindaco, lei è intervenuto con un suo discorso alla festa del 4 novembre e si è anche inaugurata questa mostra fotografica donata da un cittadino per ricordare le varie fasi di costruzione della Villa Bonfiglio. Sì, oggi è un momento particolare, abbiamo voluto ricordare le due date, il 4 novembre del 1918, l'armistizio di Villa Giusti, e il 4 novembre del 1921, quando c'è stata la tumulazione del milite ignoto nella strada della patria. Siamo stati qua presenti oggi come ogni anno, quest'anno ancora più forte. La memoria è fondamentale per ricordare coloro i quali sono caduti, giovani uomini, donne e anche ragazzi, per l'unità d'Italia. E questo sacrificio deve far ricordare, far riflettere come è dura e difficile raggiungere la pace, specialmente in un mondo dove ancora oggi le guerre e i conflitti ci affliggono. Ringrazio il popolo anche per ringraziare Vincenzo Franciamore, un agrigentino storico, un collezionista di cimeli e di antiquariato, ci ha fornito e ci ha donato le foto della nascita, del momento delle cadute della Villa Bonfiglio, che ho voluto immortalare e mettere una bacheca qui alle mie spalle, e la sera è anche illuminata.